Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Do They Know It's Christmas? Era il 1984, questa è la versione 20 anni dopo di Band Aid, questa canzone di Natale che venne incisa a scopi benefici e non si mangiarono i pandori. Bene, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di oggi, lunedì 18 di dicembre, l'anno del Signore 2023. Lunedì prossimo noi non ci saremo
in onda, ovviamente, perché sarà il Santo Natale del Signore. Lo possiamo dire in questa radio? Sì che lo possiamo dire. Cavolo, anzi, guai se non lo dicessimo in questa radio. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, c'è anche qui sulla pagina Facebook della radio ci sono tutte le informazioni per sostenere i nostri fratelli armeni che sono stati cacciati dagli usurpatori dell'Azerbaigian, gli azeri, dal Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir vogliasi, dove vivevano pacificamente da tanto tempo. 346-642-7756 se volete essere dei nostri, e con le vostre zappe o WhatsApp. Noi cominciamo questa prima parte della trasmissione. Cominciamo stasera con un fatto. È arrivato un altro pacco. Ebbene sì, signore e signori, questo qui viene da Villa Carcina, o Carcina, correggetemi se sbaglio, in provincia di Brescia. Però chi me l'ha mandato non si è voluta firmare. MRZ si è firmata. No, eccolo qua. Maria Rosa mi pare che si chiama la signora. Sì, Maria Rosa Zappa. E quindi nomen. E allora, vediamo un po', cara signora Maria Rosa. Vediamo che cosa mi ha mandato. Facciamo questo unboxing. Per chi ci sta seguendo alla radio, io descriverò ovviamente il contenuto di questo pacco. Per il momento io e il condottiero Carnelli, che saluto e gli auguro buon lavoro, non siamo saltati in aria, come sentite. Ho tolto l'involucro esterno, attenzione. È una scatola, la potete vedere, una scatola con la scritta You Men's Nightwear 365. Saranno mutande? Apriamo la scatola, cara signora Maria Rosa. Cosa mi avrà mandato? Vi ricordate che venerdì siamo arrivati a 320 cravatte? Le vogliamo contare assieme? Le descriverò per chi naturalmente le vede. 321, colore arancione. 322, altra bella cravatta stile anni 70 di colore marrò. 323, cravatta paisley di colore blu, a fondo blu, con questi paisley punteggiati rossi e verdi. 324, abbiamo un'altra cravatta paisley però stretta, colore violaceo. 325, cravatta verde con i motivi a fantasia, geometrici, bella questa, 325. 326, ecco qua, un'altra bella cravatta di colore, che colore? Dorato, con dei quadretti, primi anni 90 probabilmente. Ancora 327, cravatta a fantasia, anche questa sembra degli anni 80, primi 90, colore verde oliva. Quanto eravamo? 326. 327, signore e signori, altra bella paisley. Le paisley ce l'hanno il loro perché, gente. Sempre di colore blu. Bella anche questa, con dei motivi abbastanza grandi. 328. Questa è una cravatta, eccola qua, di colore grigio con dei puntini dorati. Non è niente male questa qua. Questa sta bene con la mia giacca blu, devo dire la verità. Quanto eravamo? 328. 329, anche questa direttamente dagli anni 70, la potete vedere. Questa è una Regimental a strisce che sono blu scuro, oro, verde, blu scuro, oro e verde. Questa gliela molla forte. 330. Questa è una cravatta che richiama il mondo della vela, perché questi sono i moschettoni, eccoli qua, di colore giallo con sopra i moschettoni. Questa è una cravatta
diciamo così, operaia, imprenditrice, non operaia. Da regalare a Lorenzo. Eh sì, ci sta. 331. Signore e signori, 331, eccola qua, questa è una cravatta color oro, anche questa molto bella, devo dire la verità, molto elegante. Signora Maria Rosa, io la ringrazio molto e voglio ringraziare ancora sia lei che la signora Zelia che mi hanno mandato questo pacco di cravatte, quindi ora siamo a 331 totale. Sapete che quelle di maglia hanno un conteggio a parte e in particolare, vabbè, vi piacciono? 346 642 7756, chi ci sta seguendo attraverso il canale 252 dica la sua, oppure potete mandarci le vostre considerazioni via Facebook, canale Twitch, YouTube, noccioline, caramelle, la pagina della radio. Cavolo, ci avete veramente tutto se volete dire la vostra. Belle davvero. Io, signora, le scriverò, perché alla signora Zelia che l'altro giorno mi ha mandato questo bel pacco, ovviamente non possiamo mostrare l'indirizzo per privacy, ma ecco, puoi zoomare. Vedete che ho scritto una lettera e gliel'ho scritta con la mia Olivetti lettera 35, ebbene sì, perché diceva la pubblicità negli anni 70 la scrittura è un dono. Quindi ho un dono, io rispondo con un dono. Stasera, di ritorno alla radio, imbucherò la busta, lo vedete, c'è già l'indirizzo della radio. Stasera io imbucherò la busta alla stazione Cadorna. Quindi ci vorrà un po' di tempo, poi è periodo natalizio, signora, ci vorrà tempo per ricevere la lettera, ma sappia che avrà la sua lettera con i miei più caldi e cari ringraziamenti e auguro buon Natale a tutte voi che avete avuto questo pensiero per me, vi sono veramente grato e niente, che dire di più, insomma. Questo è il bello della radio, che siamo una famiglia. Non è io di qua, voi di là, tutti assieme. E questa è la cosa bella della radio e che dire, grazie. Allora, visto che ci siamo, siccome sono in vena, a sto punto esprimerò un desiderio. Caro Babbo Natale, visto che sei là fuori e probabilmente mi ascolti, nell'ordine, se t'avanzano e volesse regalarmela qualcuno, Alfa Romeo Alfetta berlina, ovviamente a dimensioni naturali, Alfa Romeo Alfetta GT, che tanto l'Alfetta come la fai è buona sempre, Fiat 132, che c'è il suo perché, oppure un Alfa Romeo o una Lancia a vostra scelta. Grazie. A posto. Abbiamo espresso i nostri desideri. Comunque, ieri sera guardavo Jay Leno, non so se ne avete... Sì, che lo conoscete. Jay Leno è uno dei più famosi comici americani, il re del late night, dei talk show notturni, insieme con David Letterman. E lui è uno che ha la passione delle automobili, c'ha questo garage con 200 automobili. Ho battuto Jay Leno, c'ho più cravatte io che automobili lui. La differenza è che i costi di manutenzione per me sono nettamente inferiori. 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 346 642 7756 se volete commentare naturalmente le news e anche l'unboxing qua che abbiamo fatto questa sera. Grazie ancora per questo bellissimo regalo, insomma, cercheremo di fare in modo di meritare i vostri pensieri e i vostri regali. Sentite, io ho una domanda per voi, perché stamattina, a parte il fatto che io mi sono ritrovato e non poco nelle parole di Pierluigi Pellegrin, che saluto e ringrazio, e di Max del Papa, ma io vi pongo una domanda, no? Supponiamo che io stasera vi dicessi, insomma, io ho bisogno di 1 milione di euro perché voglio regalare un intero reparto di terapia intensiva neonatale alla clinica Mangiagalli di Milano o un ospedale in Italia. Voi mi fate le vostre donazioni, mandate i soldi qua, in via Bellerio, arrivano i soldi, eccetera, eccetera. Chi mi manda 10 euro, l'industriale che mette mano al portafogli dice no, questi sono 50.000 euro e così via. Io raccolgo i soldi,
La settimana appresso mi beccate con la mia Alfa 166 rimessa a nuovo e un Ferrarino parcheggiato qua nel cortile a Via Bellerio. Il resto lo si manda in Svizzera perché siamo gente previdente noi, mica fessi. Ecco, domanda, ma voi non verreste qui a darmele di santa ragione? Ve lo chiedo con molta sincerità. C'è una telefonata? Pronto? Chi è là? Sì, sono Mauro di Reggio. Ciao, tu Te le verresti darei a di darmele giustamente. di santa ragione. Comunque tu parlavi delle auto, stavo sentendoti, delle cravatte prima, che Sì. io ti dico, ho lavorato per 30 anni e la mia divisa ufficiale era giacca e cravatta, Wow. perché seguivo le reti commerciali di 2 aziende. Il mio vecchio direttore Ganzelli mi disse: quando è estate i rappresentanti escono con i pantaloni bianchi e la Lacoste, tu ti metti una camicia a mezze maniche, fresco di lana, cravatta e magari in mano una giacca di cotone sfoderata, ma senza non ci vai con la cravatta. Esatto, c'è Per sempre le il suo auto perché. mi hai fatto ricordare una cosa. Ma tu non avevi la Tema Turbo? Sì, io ho avuto l'ultima auto è stata la Tema Turbo 16 valvole, vedi che mi però ricordo. la prima che io presi usatissima, scassatissima a 18 anni nel 73, perché ho dato la patente nel 73, una GT Junior 1600. E tu sai di che cosa sto parlando. E dimmi la verità, ci hai messo mano o così come mamma Alfa No, l'ha fatta? così com'era, perché era messa veramente abbastanza messa male, però me la sono goduta per un'estate e un inverno. Poi dopo ho cambiato, ho saltato decisamente sponda, sono saltato sulla Lancia, una Delta 1300, poi ho avuto una Prisma 1600, una Prisma 2000 turbo diesel e poi sono passato sulla Lancia Tema 16 valvole turbo a benzina. La Prisma era tanta roba, con non se ne tettuccio parla mai, ma lo apribile. era. La Prisma era tanta roba, non se ne parla mai della Prisma come si No, dovrebbe. la Prisma è Ma stata... era una gran macchina. Io ho usato la Prisma 2000 turbo diesel, il vecchio modello, perché poi rifecero, no? Perché era dell'azienda, me l'avevano data come leasing per 2 anni. Io ci ho fatto, facevo la zona dell'Abruzzo, mi facevo la Lombardia, andavo fino a Omegna, il Piemonte, poi dopo l'Emilia la saltavo, le Marche pure, un pezzo di Marche e l'Abruzzo, ma io ti garantisco che il Prisma 2000 turbo diesel, ancora Lancia, è stata una grandissima auto, perché veramente mi ha dato delle grandi soddisfazioni. A voglia, era un'auto che aveva una sua innata eleganza, la Prisma, sì, come no? Ma sai, erano un po' i salotti le Lance. Comunque posso dire di aver avuto delle grandi soddisfazioni con quella grigio metallizzata, il Tema 16 valvole turbo benzina, perché sai, la vedevi che era una turbo solo dalla scritta davanti al radiatore, perché tante 164 in autostrada le vedevi arrivare sui 140, schiacciavi leggermente il piede, 150, 160, 170, poi mollavano, perché non ce n'era. Perché io 2 volte sono arrivato con l'imitatore che mi davi 220, si è acceso e ho lasciato. Ero nell'autostrada che andava a Ferrara, al Tedo, anche perché era dritta, anche perché se facevi un basso d'olio, avendo una turbina Garrett che girava su un velo d'olio, tu ti fumavi 2 milioni di turbina, non c'era problema. La Garrett devi andare calmo quando va in temperatura e calmo quando arrivi, almeno 1 o 2 minuti a raffreddare devi farli, perché se spegni subito è la morte sua, ma nel senso che è la fine però. Sì, in effetti io una turbina l'ho dovuta cambiare. Che poi però se ti anche ricordi, quell'auto lì sta Garrett la fecero pure con le palette che si aprivano, con la geometria variabile, e ora qualcuno di voi che ha fatto il rappresentante avrà i brividi. Questa, se no, non credo fosse lo stessa, comunque una cosa simile. La montarono nella croma a iniezione diretta, la 1900. Mamma mia. La ricordi? Penso. Comunque io seguivo una rete commerciale che vendeva
armadiature, no, e camere da letto. Io avevo il rappresentante della Liguria che era di Cascinebuti, Pisano, ci trovavamo all'autogrill di Spezia. Io lasciavo l'auto che avevo allora, era una Golf GTD dell'azienda, e saltavo sulla sua tema 832 Ferrari e ci facevamo fino a 20 miglia il coso. Tutti i rappresentanti, io ti parlo dell'82, 89, 88, avevano tutti il 250 turbo diesel della Mercedes, tutti, ad eccezione di Quinto, che mi faceva le valli di lancio, che lui girava con un 520 6 cilindri della BMW, perché erano tempi in cui allora i rappresentanti di mobili erano pluriborsa, erano momenti in cui si facevano i 150-180 milioni all'anno di provvigioni. Era bella l'Italia degli anni davo 80. Vendevo un armadio stile emiliano con i fiori dipinti a mano, bianco, il filetto d'oro applicato a gomma lacca, era 8 milioni più IVA al 19% al pubblico e davo il 7% di provvigione, ti puoi immaginare. Buono. Erano veramente, io ho conosciuto, fino al 90 ci sono stato, ho conosciuto veramente un'Italia diversa, e non ti dico al sud. Avevo un rappresentante che chiamavo il piccolo grande uomo in Calabria, che era di Catanzaro, perché se non cioè, se sentivi la voce ti aspettavi un omone alto 1,90, quando usciva dall'uscio era 1,65. Comunque Salvatore Mercurio era fantastico e abbiamo lavorato con lui, ricorderò sempre, in centro a Reggio Calabria, nel vialone in fondo c'era il mobilificio più bello di Reggio Calabria, del Cavaliere Azzarà, un uomo alto coi capelli bianchi, lunghi fino alle spalle. Quando mi vedeva mi abbracciava. Mio caro. Sono Sai qual è il stati dei gran fatto? ricordi. Ho lavorato con tanta gente, ma ho sempre lavorato bene, ed era una vita diversa quella che vedevi in Italia allora. È Dopo è andata così, Antonino. Delle volte ci penso e non so cosa dirti, ma mi sembra proprio che forse ci siamo fatti illudere troppo, ideologizzati, una cosa così. Ma io ho lavorato tanto, ho girato tutta l'Italia per 2 aziende e ho visto la Calabria di novembre, tutta l'Italia nei giorni lavorativi, non per ferie, e ti posso dire che è veramente un posto meraviglioso, che però ci siamo rovinati ed è stato rovinato. Ti saluto e ti faccio gli auguri. Auguri Ciao, a te, Antonino. fratello, veramente di cuore. E auguri a tutti voi che ci ascoltate. Ma avremo tempo, poi venerdì ci si saluta per bene. Sabato mattina conduco io la rassegna stampa, abbiamo tempo. Prima di cedere, insomma, alla pubblicità e poi a Doris Day, che sarà del 1956, solo una riflessione, caro Mauro. Negli anni '80 il sud Italia era meno sud di quanto lo sia adesso. È vero, è come dici tu. Perché c'era una prospettiva di futuro, c'era un'idea di futuro. Oggi il Sud Italia è davvero la periferia dell'impero, è davvero la periferia dell'impero. E questo prescinde da discorsi politici, anzi. Va bene, bella gente, noi adesso ce ne andiamo in pausa, poi ascoltiamo Doris Day, che sarà, e poi torniamo perché c'è il faccia a faccia col presidente di CNA Veneto, Moreno De Col, che 2024 sarà per la nostra economia, e state un po' a sentire che ci siamo detti. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure.
E rieccoci, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Scusate, però vedete, mi sto riprendendo. Le 18:34 ore di Roma. Allora, adesso noi passiamo al faccia a faccia con il presidente della CNA Veneto, Moreno De Col. E io oggi ho parlato con lui per fare un pochettino il punto della situazione economica del paese e diciamo che abbiamo avuto modo di approfondire non pochi aspetti, soprattutto la questione del super bonus e molto altro. Vi lascio a questa nostra conversazione. Certo, non abbiamo la palla di vetro, però non tutto di quest'anno è da buttare e forse l'anno prossimo potrebbe riservarci qualche speranza in più. Vai Giulio Cesare. Allora, io stasera ho il piacere di ritrovare un gradito ospite, insomma un amico di questa trasmissione, il presidente di CNA Veneto Moreno De Col. Buonasera Presidente. Buonasera. Presidente, ecco, entro subito in argomento. Lei è oggi un po' indaffarato in giro tra cantieri e impegni. Allora, come si prospetta questo fine anno? Che 2023 è stato? A maggior ragione, visto che lei è sul campo, cosa ha trovato? Beh, diciamo che le aspettative potevano essere migliori, ma gli eventi straordinari che si sono succeduti dal seguito del Covid, dalla guerra, l'inflazione, l'aumento del costo del denaro, la mancanza del credito, il problema delle materie prime, mettiamo un po' tutto quanto insieme, in realtà è stata una stagione abbastanza complicata, diciamo, soprattutto direi per le piccole imprese che spesso si trovano, piccole e micro imprese, quelle che noi rappresentiamo, che spesso si trovano con un mercato di fronte abbastanza particolare, abbastanza limitato. Quindi nell'insieme è di luce e ombre, potremmo dire, perché tutti hanno lavorato, anche se si sta notando in questo da metà anno in avanti un rallentamento generale dell'economia che investe anche le nostre attività. Questo dal punto di vista generale. Sì. E più, diciamo, andando nello specifico, quali sono state le ombre? Beh, le ombre, chiaramente l'inflazione che si è portato dietro l'aumento del costo dell'energia, l'aumento del costo del denaro che sta incidendo parecchio, soprattutto per chi ha mutui aperti o finanziamenti aperti con le banche, che si somma poi alla difficoltà di accesso al credito per le micro e piccole imprese. Questo è stato un elemento sicuramente particolarmente pesante nella gestione del quotidiano. Poi di riflesso molte delle nostre imprese nel Veneto, ma non solo, lavorano come fornitori per il mercato tedesco e il rallentamento della Germania chiaramente provoca di conseguenza anche una riduzione delle commesse e un rallentamento delle stesse per le imprese che sono inserite nelle catene del valore e producono anche per marchi, diciamo, di altri paesi, soprattutto della Germania. C'è il problema poi dell'edilizia che sta cercando di chiudere in qualche maniera, secondo dal mio punto di vista non è la maniera migliore, tutta la partita del super bonus e dei bonus edilizi, creando anche in questo caso evidentemente scompensi, squilibri, problemi in tutta la filiera casa che si trova con situazioni di difficoltà per lavori da finire che non si riescono a finire, proroghe che non ci sono, crediti che restano ancora incagliati nei cassetti fiscali, quindi nell'insieme situazioni che in generale non possiamo dire siano le più rosee, le più tranquille, le più lineari. Senta, ma quindi ci vuole la proroga del super bonus, come dice Forza Italia? Ma noi l'abbiamo chiesta ormai più volte unitariamente anche con altre associazioni di rappresentanza. Noi chiediamo sostanzialmente che almeno per 3 mesi, diciamo, chiediamo che sia spostato dal 31 dicembre a qualche mese in avanti il termine ultimo per completare quei cantieri nei fabbricati o condominiali
o con più unità immobiliari che attualmente sono già in fase avanzata, sono nell'ordine del 60-70%. C'è il rischio che questi lavori non possano essere chiusi in maniera ordinata, creando quindi problemi in capo alle imprese, ai committenti, in generale creando poi possibili potenziali contenziosi o comunque problemi non facilmente risolvibili. Spesso questi ritardi non è che siano stati causati dalla incapacità delle imprese, dei professionisti o altro, ma le difficoltà oggettive create nel mercato delle materie prime e non solo, e le difficoltà nate con la chiusura della cessione del credito e altro, chiaramente hanno rallentato molto le attività in corso e quindi ne paghiamo le conseguenze adesso. Purtroppo sul tema Superbonus ci sarebbero tante cose da dire fin dall'inizio, non c'è lo spazio in questa sede, ma penso che a bocce ferme, quando tutto sarà chiuso, ci sarà da fare un pensiero molto molto importante e molto molto diciamo preciso su cosa ha portato di positivo e cosa invece ha creato di negativo tutto l'insieme di operazioni del Superbonus. Perché anche qui possiamo dire che c'è sicuramente chi ci ha guadagnato molto e sono soprattutto gli intermediari finanziari e le banche, e chi invece ha acquisito una fettina di tutto l'intervento sull'ordine del 20%, che è il sistema delle imprese edili. All'interno di questo tanti ne hanno approfittato con truffe, irregolarità, il famoso magna magna è stata una cosa molto presente all'interno della gestione del Superbonus, anche se bisogna dire molte imprese per la maggior parte hanno lavorato correttamente, rispettando le regole, rispettando le norme, affidandosi a professionisti seri sia dal punto di vista dell'asseverazione che della progettazione, quindi c'è del buono anche in tutta l'operazione ovviamente. Insomma, però ci sono anche molte ombre. Insomma, diciamo che come tutte le cose umane, qui si partiva magari con delle buone intenzioni, solo che l'applicazione non è stata delle migliori, anzi. Esatto, sì, la lettura che do sempre io è questa. Probabilmente l'errore di fondo, a mio parere, visto col senno di poi, visto che poi l'edilizia è anche il settore nel quale opero io, è stata quella di concedere un bonus che superava la spesa, cioè il 110 di bonus fiscale su una spesa di 100 si è dimostrata una cosa effettivamente poco gestibile, che ha creato da una parte aspettativa, da una parte altra approfittamenti non dovuti in capo a chi aveva, io dico sempre, il pelo sullo stomaco più lungo degli altri, insomma, e quindi è stato in grado di sfruttare la situazione portando a casa dei risultati che altrimenti non ci sarebbero stati. In maniera, non dico subdola, ma sicuramente non eticamente non corretta, ecco, possiamo definirla così, senza parlare di truffe e altro. Comunque vedremo a bocce ferme, qualcuno farà dei conti precisi e potremo con serenità fare una valutazione complessiva su questo provvedimento, che alla fine per la spesa enorme che ha avuto ha interessato il 3,5 del patrimonio edilizio italiano, quindi niente rispetto al tutto, diciamo. Presidente, senta, ma mi rifaccio a una frase di Silvio Berlusconi, che anche lui veniva dal settore dell'edilizia. Quando gira il mattone, gira l'economia. Quest'anno, bene o male, il mattone ha fatto girare l'economia? Sì, direi soprattutto nel 21 l'ha fatto girare. E anche il 22, sì, dai, la crescita del PIL italiano è stata chiaramente per la maggior parte o per una grossa parte dovuta alla crescita del settore dell'edilizia, perché l'edilizia è un volano che poi va a interessare tante altre filiere, diciamo, oppure diciamo è una filiera molto ampia che interessa tanti settori e quindi ha creato opportunità di lavoro, di fatturato, ma anche di introito fiscale a parte dello Stato, emersione per certi casi anche di lavoro che altrimenti poteva essere lavoro sommerso. Quindi come dicevo prima, c'è sicuramente del buono in tutta l'operazione Superbonus. Non è che possiamo sputare sul piatto dove abbiamo mangiato.
è che in generale la gestione del provvedimento, le continue modifiche, l'incertezza applicativa che si è palesata nel corso del tempo, le chiusure progressive che ci sono state relativamente alle possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, chiaramente hanno disatteso le aspettative e i programmi che tanti avevano fatto, e questo chiaramente ha creato scompensi per i quali stiamo pagando le conseguenze anche adesso in generale, diciamo. Quindi io auspico, e l'abbiamo detto più volte come associazione, che il settore dell'edilizia ha la necessità di essere sostenuto, primo. Secondo, c'è la direttiva Green a livello europeo che non è ancora stata approvata ma che è in via di definizione, e le ultime versioni mi sembra che siano più vicine a una realtà applicativa rispetto a una cosa inapplicabile in Italia. Abbiamo un patrimonio edilizio che è energivoro ed è molto vecchio, non aggiornato. Abbiamo un patrimonio edilizio che sismicamente è messo molto molto male, e dobbiamo considerare il territorio italiano che è per la maggior parte sismico. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, diciamo, è evidente che deve essere fatta un'azione di qualche tipo, diciamo, a favore soprattutto di chi ha i redditi più bassi, di chi ha la casa in proprietà, di chi opera, vive in zone più soggette a rischio sismico. Cioè mettiamo insieme, facciamo una griglia, consideriamo le priorità e cerchiamo di stabilire un tot di risorse, che non possono essere sicuramente del 110, affinché questo patrimonio edilizio possa essere sistemato, riducendo quindi la bolletta energetica, riducendo i rischi sismici, creando una possibilità di volano, come si diceva prima, all'interno dell'economia italiana. Però deve essere una cosa non sporadica, programmata nel tempo, con cifre più piccole però a scadenza decennale, ventennale. Adesso è tutto a vedere quello che riusciranno a fare. Il fatto è che la spesa da coprire già sostenuta per il superbonus limita molto i possibili investimenti per il futuro. Adesso vedremo un po' come funzioneranno le cose, ma sicuramente c'è necessità di fare qualcosa, perché altrimenti già adesso c'è un calo esagerato nel settore dell'edilizia, perché tutti i lavori si stanno concludendo o si stanno bloccando, e quindi ci sarà un problema, secondo me, sia a livello di occupazione, a livello di industrie che producono materiali per l'edilizia. È una roba che va a cascata. Come c'è stato il boom prima, ci può essere lo sboom in fase successiva se non c'è una chiusura dolce, programmata e razionale del tutto. È chiaro, poi l'edilizia è una parte dell'economia, noi ci concentriamo sempre su questa perché è stata nell'occhio del ciclone in questi ultimi anni. Non c'è sicuramente solo l'edilizia, c'è la meccanica, c'è il settore dell'artigianato artistico, c'è il turismo, ci sono tutta una serie di settori che stanno operando e che sono importanti anche per l'export, per l'immagine dell'Italia, per il Made in Italy. Certo è che l'edilizia comunque è una fetta importante, e in questi ultimi 2 anni ha avuto un peso, diciamo, non dico determinante, ma molto, molto, molto evidente nel bilancio dell'economia dello Stato italiano. Presidente, il reddito di cittadinanza, da oggi si passa all'assegno di inclusione, c'è ovviamente l'obbligo di iniziare un percorso di formazione lavoro, altrimenti poi non si percepisce più questo aiuto da parte dello Stato. La fine del reddito di cittadinanza quanto è inciso su quello che è sempre stato, grazie alla bravura e alla caparbietà dei suoi abitanti, il mitico Veneto della piena occupazione? Ma diciamo che dai dati che avevo visto qualche tempo fa, nella nostra regione il reddito di cittadinanza ha inciso ben poco, cioè sicuramente non è stata una di quelle regioni che ne ha approfittato di più. Scontiamo in Veneto una carenza di manodopera che è esagerata in tutti i settori, quindi diciamo che i casi che hanno potuto usufruire sono quelli proprio che non avevano o voglia di lavorare o non avevano la possibilità di lavorare, o erano situazioni umane, sociali o altro che prevedevano un sussidio a parte dello Stato. Noi abbiamo tutte le imprese in tutti i settori, meccanica, legno, edilizia, servizi alla persona, ristoranti, turismo in genere, che sono in affanno perché non riescono a coprire le posizioni lavorative. Quindi non dobbiamo parlare di sostegno alla popolazione, vogliamo parlare di
formazione, di inserimento di immigrati che arrivano dall'estero, che devono essere debitamente formati e avvicinati, diciamo, alle nostre imprese, progetto che stiamo già cercando di fare a livello nazionale con CNA nazionale. Cioè, quelli sono i temi, diciamo, sui quali noi come associazione dobbiamo puntare. Sicuramente non è un sussidio puro e semplice, che per carità ha risolto il problema in certe situazioni, lo stava risolvendo, ma non ha impatto, oppure ha un impatto, diciamo, che può essere negativo per le imprese quando, in generale questo, quando il giovane di turno, il soggetto di turno, piuttosto che andare a lavorare e far fatica, preferisce stare sul divano e prendere questi qualche centinaia di euro derivanti dal reddito di cittadinanza. E quelle sono situazioni sicuramente deprecabili che io critico fortemente. Dove c'era effettivamente la necessità per motivi oggettivi, è chiaro che aveva il proprio scopo. Diciamo anche questo, che doveva portare, secondo gli ideatori del reddito, a un top di inserimento di figure lavorative, creare opportunità per, diciamo, nuove opportunità di lavoro, che in realtà non si sono verificate. È ben vero che c'è stato il Covid in mezzo, ma in realtà il provvedimento dal punto di vista delle politiche attive del lavoro ha avuto un impatto pari a 0 o 0, quindi ci sarebbe molto da dire anche da quel punto di vista là. E cioè, il tema non è semplice. Noi, diciamo, il problema più grosso che abbiamo in questo momento è quello della mancanza di figure da inserire all'interno delle aziende. Se permane un'economia che tira. Certo è che se si dovesse bloccare tutto o andare in recessione, allora in quel caso non c'è neanche necessità di personale, ma è un'evenienza che tutti noi non auspichiamo, ovviamente, no? Perché sarebbe il segno che stiamo andando indietro rispetto a un avanzamento che invece ci dovrebbe vedere tutti quanti interessati a ottenerlo. L'immigrazione è un altro dei temi che quest'anno non hanno mancato di suscitare polemiche. Ora pare che il piano Piantedosi stia cominciando a funzionare, soprattutto per quanto riguarda gli arrivi dalla Tunisia. Quanta immigrazione serve davvero per il mondo, appunto, dell'artigianato, dell'edilizia, e di che genere? Serve, lo dicevo prima, l'immigrazione è assolutamente, secondo me, necessaria, però deve essere programmata e formata. Infatti, lo ribadisco, c'è un progetto che come CNA nazionale abbiamo presentato, stiamo portando avanti anche con fondi europei per utilizzare direttamente dei centri di formazione nei paesi d'origine, diciamo, di modo che ci possano essere poi dei collegamenti tra le imprese locali che hanno bisogno di manodopera e soprattutto giovani che hanno avuto già un minimo di formazione sulla lingua italiana e sui tipi di lavoro che dovrebbero andare a fare, per creare opportunità di collegamento. È una strada che è sicuramente percorribile, probabilmente è l'unica, perché in questo inverno demografico, come viene definito, al quale andiamo incontro, per il quale c'è un calo di persone, proprio di abitanti nel corso dei prossimi anni, sarà sempre più difficile occupare le posizioni lavorative. Cioè non è che con l'intelligenza artificiale si risolva tutto e i robot riescano a fare tutto. Certi lavori manuali devono essere fatti ancora con le manine sante della singola persona, e se le manine non ci sono, ovviamente quei lavori si fa fatica a portarli ad attuazione. C'è il problema del trasferimento delle competenze di generazioni, cioè è tutto un tema sul personale, sulla formazione, diciamo, sulle risorse umane, all'interno del quale l'impatto e il ruolo dell'immigrazione, se ben gestita, ribadisco, se formata, se integrata, può avere un ruolo molto 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 importante per le nostre imprese. Abbiamo già tantissime figure che vengono dai paesi extra Italia che lavorano con soddisfazione, si sono fatti posizioni, famiglie e altro. Anche qui nel Veneto ci sono tantissime, però deve essere una cosa non sporadica ma organizzata in una certa maniera. Insomma, io penso che si debba puntare a questo, ecco, per risolvere in parte un problema
effettivo che abbiamo di mancanza di manodopera, perché non ci sono giovani, non ci sono persone, e quindi di conseguenza chi si avvicina al lavoro manuale è sempre in quota minore. Presidente, senta, all'inizio dell'anno noi ci siamo sentiti e lei mi ha detto una cosa che, riassumo in breve, suonava più o meno così. Con la guerra in Ucraina noi abbiamo il problema dei rottami ferrosi e dei tondini da mettere appunto nei pilastri per il cemento armato, perché chiaramente con la guerra le forniture sono state stravolte. Ora c'è un'ulteriore guerra che è in corso nel Medio Oriente, tra l'altro da ieri le principali ditte di spedizione internazionale non fanno più transitare le loro navi attraverso il Mar Rosso, quindi siamo in una situazione che ricorda molto la chiusura del canale di Suez ad opera dell'Egitto nei primi anni 70, con conseguenti ricadute sull'economia. Questo che cosa può significare per il mondo dell'artigianato? Può significare chiaramente un ulteriore rallentamento, un'ulteriore problematica legata all'approvvigionamento di materiali e altro. Sono cose più grandi di noi a livello di piccole imprese, no? Però già nel momento in cui c'è stato il problema del canale di Suez era difficile portare a casa materiali che dovevano arrivare quando c'è stata quella nave che si è incastrata, diciamo che Sì, si è fu incagliata a quella che metà si è canale. incagliata. Eh, e a cascata poi nell'economia globale e globalizzata che c'è adesso, un granello di polvere che si muove di là crea una frana dall'altra parte, esagerando, no? Quindi è chiaro che le conseguenze ci sono per tutti. Una situazione di instabilità geopolitica, ovviamente, che si è accentuata adesso con le problematiche di Israele e Palestina, aggrava ancora di più la situazione in generale. È ben vero che il problema che avevamo con l'Ucraina e con la Russia era la fornitura di semilavorati, di acciaio e cose di questo genere. Il problema si sente meno dall'altra parte, però in generale crea scompensi, sconquassi sui trasporti, che è innegabile vanno a ricadere poi anche sulle nostre piccole imprese. Adesso non sono in grado di Sì. dare un numero, stabilire una quota, ma sicuramente il peso di queste problematiche c'è, anche se poi l'instabilità crea comunque problemi, no? Perché crea problemi nelle aspettative, problemi nella gestione dell'economia, nel costo del denaro, dell'energia e altro, quindi di conseguenza anche il piccolo, che è il piccolo laboratorio o il piccolo servizio che fa, si trova con situazioni che possono diventare insostenibili in certi casi o molto più difficili rispetto a una situazione di ordinarietà. Presidente, senta, siamo alla conclusione di questa chiacchierata e io la ringrazio davvero per la sua disponibilità e cortesia, come sempre. Che cosa dobbiamo aspettarci nel 2024 a livello economico? Cosa la Ma, sua categoria può sperare e cosa non ci sarà ma invece? io spero, primo, che ci sia una stabilità dal punto di vista politico in Italia. Questo non vuol dire che sia pro o contro il governo attuale, dico che ci sia stabilità. Purtroppo abbiamo le elezioni europee a giugno e queste creeranno 6 mesi di campagna elettorale continua che sicuramente non aiuterà la stabilità generale. Mi auguro che passate le elezioni europee si possa guardare le cose in maniera più tranquilla, in modo che tutto possa essere programmato in maniera migliore. Speriamo come categoria che finalmente sia presa in mano la modifica della legge dell'artigianato, che ormai ha 30 anni, che ha bisogno di essere aggiornata. Abbiamo chiesto più volte, ci auguriamo che questo possa avvenire. Ci auguriamo che il costo del denaro, l'inflazione torni ai livelli più normali, come sembra stia arrivando, quantomeno l'inflazione, e quindi ci sia più accesso, più facilità di accesso al credito per le nostre imprese. Speriamo che il tema dell'immigrazione, come si diceva poc'anzi, possa trovare qualche attuazione, qualche compimento in tempi brevi. Speriamo che la direttiva Green europea sulle case possa essere declinata secondo le esigenze italiane in maniera positiva, che crea quindi opportunità sia per chi opera nel settore sia per chi è proprietario di case. Speriamo che il turismo possa funzionare, perché è un volano molto importante, che non ci siano ulteriori crisi geopolitiche, anzi che si arrivi a una stabilizzazione dei conflitti. Ecco, se mettiamo tutti insieme queste cose potremo guardare con una certa fiducia l'anno che viene avanti, ma
speriamo tanto che questo possa avvenire, perché E che Europa non vi di- aspettate? Non ovviamente come in scelta continuità con quella politica. attuale. Non penso che ci siano alla fine cose diverse rispetto a quella attuale, nonostante quel che si dice. Ritengo che una maggioranza come quella attuale possa proseguire la propria attività e magari con qualche adattamento anche nel prossimo futuro. Grazie. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Vediamo un po' che ora si è fatta qua col macchinario, le 19:03 23 secondi, ora di Roma, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Gino Paoli, Quattro Amici,
bellissima canzone di quella lontana estate del 1991, bellissimo tempo che ahimè non tornerà mai più. Comunque la canzone è davvero bella. 2 notiziole per voi, facciamo un giro su quello che sta accadendo in questo nostro vasto mondo. Allora, diamo un'occhiatina all'ANSA. L'ANSA che titola il premierato, la russa, al capo dello Stato solo i poteri previsti dalla Carta. Il PD, l'obiettivo è Mattarella. Secondo il Partito Democratico, il Presidente del Senato ha gettato la maschera. Cioè, quindi cos'è? Vuole il fascismo? Vuole che la domenica e il sabato ci mettiamo tutti l'orbace? Puttanate, ovviamente. Non vuole assolutamente niente di questo. Gli articoli restano quelli, ma c'è un ridimensionamento dei poteri a fisarmonica del Presidente della Repubblica che, specialmente con Napolitano, ha reso di fatto questo paese una repubblica presidenziale. Per cui delle due l'una, o il successore di Mattarella ce lo votiamo noi, oppure limitiamo i poteri di un signore eletto con una elezione di secondo grado. Non è molto difficile, anche perché non è che poi facendo il premierato la legge dice che Giorgia Meloni è premier a vita. La legge dice che il premier ha tutta una serie di poteri ed è eletto direttamente dal popolo. Quindi il giudizio poi alla fine pertiene a noi, popolo italiano. Mi sembra un'ottima garanzia di democrazia. Quando la gente va a votare è sempre segno di democrazia, indipendentemente da per chi vota. Comunque, l'annuncio di Chiara Ferragni, sbagliato, darò 1 milione per i bimbi al Regina Margherita, Meloni attacca la Ferragni, finta beneficenza per i propri cachet. Il MES, Conte chiede il giurì d'onore, Meloni ha detto il falso. Poi ancora, Commissione Bilancio, maratona sulla manovra, primo che in Senato alle modifiche. Covid, politico, i paesi dell'UE hanno buttato via vaccini per 4 miliardi, complimenti. Secondo l'analisi della testata, almeno 215 milioni di dosi distrutte. Infine, siccome Maurizio Costanzo diceva che gli italiani si attaccano sempre alle quisquilie, dopo la pesca in TV, lo spot di Esselunga sulla noce, dopo la figlia di separati, protagonisti 2 bambini e le emozioni. Ora fare non lo so, cioè rendere addirittura take d'agenzia lo spot dell'Esselunga, con tutto il rispetto per l'Esselunga, per carità. Ne sono stato cliente anch'io, cioè, mi trovo bene, non è questo il problema, però farla diventare una notizia vuol dire che noi italiani proprio abbiamo risolto tutti i problemi. Io invece ho una notiziola per voi che arriva dritta dritta dalla BBC e questa poi la gireremo a Lorenzo Viviani per venerdì. State un po' a sentire che cosa succede qua. Per quale motivo i prezzi dell'olio d'oliva stanno crescendo e che cosa fare rispetto a questo? Perché la pubblicità è molto bella, ma se l'olio costa una fucilata, non è che siamo contenti, o no? 642 7756. Allora, vediamo un po' che cosa succede. L'immagine di un famoso chef che sta dosando l'olio sull'insalata caprese, sul gazpacho o su altri prodotti usando appunto l'olio d'oliva extravergine è incredibilmente ambiziosa in questo momento, dal momento che molti europei si trovano a dover affrontare dei prezzi record sugli scaffali dei supermercati. Ma perché i prezzi dell'olio d'oliva sono saliti in questo modo così clamoroso? Scusate. Nell'ultimo decennio, gli alberi che vengono coltivati da più tempo sulla terra hanno mostrato la loro vulnerabilità rispetto, al fatto che, ci sono state dei raccolti di olio d'oliva nel Mediterraneo, o meglio c'è stata la raccolta di olive nel Mediterraneo, nell'area mediterranea, che si è, prosciugata. Questo perché si è ridotta. Questo perché a causa delle sempre più difficili condizioni climatiche, che hanno causato siccità e severe tempeste che hanno portato anche a inondazioni. Nel 2023, tutta l'area mediterranea, così come l'intero pianeta, ha addirittura sperimentato l'estate più calda da che si tiene traccia delle temperature sulla Terra. Italia, Grecia e Spagna, che sono le 3 nazioni principali produttrici di olio d'oliva, hanno subito l'impatto maggiore e lo stesso impatto è stato subito da chef e consumatori che naturalmente vengono
adesso a trovarsi perplessi riguardo al surrogato del loro elemento principe per cucinare, quindi stanno cercando di rimpiazzare l'olio d'oliva. E viene intervistata Rossella Boeri, che è una produttrice di olio d'oliva e proprietaria della quinta generazione dell'olio Roia Badalucco in Italia, e dice a proposito della siccità di quest'estate: "Non ho mai visto in tutta la mia vita una siccità come questa. Fortunatamente gli alberi d'ulivo sono molto forti, ma noi ci stiamo trovando davanti a una vera e propria riduzione di produzione che si riflette sui prezzi del nostro olio d'oliva e che ha portato a un minore consumo e a una minore domanda di olio d'oliva". Almeria, Spagna, Rafael Alfonso Barrao, che è agricoltore da 7 generazioni, proprietario della ditta Oro del Desierto, conferma i numeri che stanno decrescendo purtroppo. L'anno scorso abbiamo avuto il 15% in meno di produzione rispetto alla media e questo meno 15% non è soltanto rispetto all'anno scorso, ma anche rispetto agli ultimi 20 anni. Possiamo considerarlo normale dal momento che gli ulivi non producono allo stesso modo ogni anno e quindi un anno è di carica e un anno è di scarica, come si suol dire, ma quest'anno abbiamo meno del 45% e questo naturalmente crea dei problemi. Nonostante ci siano svariate ragioni per i numeri sempre più bassi, il cambiamento climatico resta quello sul banco degli imputati a proposito della crisi, secondo il Barrau. La preoccupazione è che le nostre estati stanno diventando più lunghe e più calde e crediamo che questo naturalmente vada a colpire anche la sostenibilità della produzione. Come vi siete trovati voi con l'olio d'oliva? Come lo trovate al supermercato? Quanto lo pagate? Parliamo al 346 642 7756 oppure 029294 7222 se volete intervenire. Ma credo ci sia una telefonata. Sono le 19:10, vediamo chi è. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele. Ciao Michele, dimmi. Buonasera Antonino, sono lieto di intervenire sulla tua serie per eccellenza, Radio Libertà in Zoom, per aiutarmi in questi passi insieme a te. Grazie. Ecco, Dimmi tutto. il punto di Michele Caruso, non posso e sul senso, non mi tiro indietro, ci metto la faccia. Giorgia Meloni così torna per la prima volta da Consiglio della sua Atreyu per risolvere la verve del comizio che tanto le mancava, come stessa ad ogni sostituto, nelle stanze di Palazzo. La voce roca ha qualche problema, la premessa l'acqua sempre a portata di mano, la Premier arriva in Italia per oltre un'ora, rivendicando i risultati del governo e attaccando tutti, dagli Zain, segretario del PD, l'unica che viene citata per nome, a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, fino a Chiara Ferragni e Roberto Fabiano, citati appunto per il nome. La Ferragni per la vergogna di volersi accreditare soltanto per influencer e dal guadagno facile, usando la crisi del panettone fin troppo strumentalizzato, e Roberto Saviano che parla di una camorra che può vendere più della polizia, dando grandi cuore a uomini e donne delle forze dell'ordine che sono territori per anni abbandonati dallo Stato, come ad esempio in primis Caivano. Ecco, lei dice che è sicura che non si sarà verso liberarsi di lei fino a quando avrà il consenso del popolo e con buona parte degli avversari, e in lei si motiva questo intervento che chiude la controbuoni la kermesse della destra. Verremo contattati con un mezzo, anche quelli non vogliono legittimi, avverte la Premier, che se la prende anche con certi media che cercano di stendere una cortina fumogena sull'azione dell'esecutivo, appunto da un po' timoroso e di parte. La platea ascolta ancora ecco, lei fa il bilancio di questo primo anno di governo Meloni, lei dice che ci sono le cervellotte come quelle che appaiono sui giornali, che hanno avuto la sua età cavallo della società privata, non parla nemmeno di giustizia, che è un tema caro alle altre forze Italia, cita velocemente l'autonomia, si ferma sulla battaglia di fratelli d'Italia, la lotta alla criminalità organizzata, la battaglia per il parco,
alla madre di tutte le riforme del federato, in cui il centrodestra possa andare a fare crescere in base dell'otto Renzi, ripeto, cambiando proprio le cose. Ma però poi sono stati anche elezioni, volte fare di questo sport, del reddito di cittadinanza, tanto da stelle, dice che bisogna lavorare per poter permettere, e che quello va garantito solamente alle persone che sono in condizione di non poter lavorare. Dice che bisogna fare ancora di più per la lotta contro la violenza sulle donne, che è qualcosa da dover cercare in una cultura maschilista o patriarcale che andrebbe combattuta per raddrizzare i tempi di tutta una lavorare sulla mentalità. E infine parla anche di togliere Europa fantastiche, molto facili lezioni, ma questi fattori medici che le tendono non sono il genere politico dalla persona, ma per stare in questo non per essere magari per conoscere altri indipendenti, leader di terrorismo. Ecco, come conclusione ti chiedo, Antonio, volendo questo oltre il governo Meloni in centrodestra, che cosa pensi che sia riuscito a fare nel governare l'Italia e che cosa ti proporresti come propositi per il nuovo anno. Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Che cosa vorrei come propositi del nuovo anno? Qua siamo veramente a un tema che rischia di scadere nel castello in aria e non poco. Io lascio questo genere di castelli in aria ai capi di Stato, per dirla con Stefano Benni in Bar Sport, memorabile libro e anche gradevole film tratto dal libro. A noi grazie a 1976. Diciamo una cosa. Era ora di abolire il reddito di cittadinanza. Era ora. Era ora di spingere le persone a lavorare, perché chi sta bene può andare a lavorare, prende e impara un mestiere e si guadagna onestamente da vivere. Cioè, a me questa retorica continua che il reddito di cittadinanza aiutava i poveri che hanno lasciato 900.000 famiglie in mezzo alla strada. Perdonate, io mi trovo veramente a mettermi le mani nei capelli per il semplice e banale motivo che tanta gente andava da chi offriva lavoro e diceva: benissimo, io percepisco il reddito di cittadinanza, o tu mi assumi in nero o se no niente. Ecco qua, la signora Maria Broseghini mi scrive adesso al 346-642-7756. Signora, perché non ci telefona e ce lo racconta invece? Che guardi, che lei ha detto una cosa molto interessante. Adesso io vi leggo che cosa mi ha scritto la signora Maria. Mi chiami pure 0292947222, per favore. Guardate che cosa ha scritto. Le mie olive sul lago di Garda stanno a terra da 2 anni perché non trovo nessuno che le raccolga. Oh, a parte che è fatica e io ne so qualcosa, ma le mie olive sul lago di Garda stanno a terra da 2 anni perché non trovo nessuno che le raccolga. Di che cosa vogliamo discutere? Hanno lasciato 900.000 famiglie? No, non è questo il punto. Il punto è che una misura discutibile, ma che diciamo partiva comunque da un'idea buona, cioè aiutare chi si trova momentaneamente senza lavoro. Ma per questo c'erano già la disoccupazione, gli ammortizzatori sociali, i centri per l'impiego che fine abbiano fatto non si sa. I navigator che sono stati assunti, gli unici che hanno trovato un lavoro, 1500 assunti, che cosa hanno prodotto? Ma soprattutto che cosa hanno prodotto 3 anni di reddito di cittadinanza a parte le spese? Quanta gente si è reinserita nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro dopo aver percepito il reddito? Quanta ha preferito tornare a lavorare per davvero e non fottere lo Stato facendo il lavoro in nero e percependo il reddito contemporaneamente? Siamo sempre là, signore e signori, siamo sempre là. Questo è il fatto. Allora, se un sistema come tale non produce effetti, perché credo
che il numero di posti di lavoro generati da questa misura sia alquanto esiguo. Se questo sistema non ha prodotto posti di lavoro e non ha reinserito le persone sul mercato del lavoro, allora abbiamo poco da discutere. Se non funziona si toglie e si fa qualcos'altro. È la cosa molto più semplice e molto più banale. Se no, qui camperemo sempre di sussidi, deve intervenire lo Stato. Cioè, così tu da un lato ti crei un serbatoio di voti e te lo compri il voto, perché questo è l'aurismo 2.0. Achille Lauro, non il cantante né il transatlantico, ma l'ex sindaco di Napoli. Achille Lauro era famoso perché prima delle elezioni passava, ti dava quanto portavi di scarpe? Il 43, a te una scarpa a destra. Dopo le elezioni si verificava se tu avessi votato per il comandante Lauro, scarpa a sinistra. Passava in un'altra casa, quanta pasta vi serve qua? 10 kg, per adesso 1 chilo di spaghetti. Dopo le elezioni arrivano gli altri. Il reddito di cittadinanza è la stessa medesima cosa. E non ha aiutato soprattutto le regioni meridionali dove, ahimè, sono stati tanti i percettori. Non ha aiutato il Sud a uscire dalla crisi economica, non ha aiutato il Sud Italia a generare lavoro, assolutamente no. Ha generato soltanto spesso delle truffe e ha generato l'idea che tanto alla fine il 27 un sussidio, qualcosa arriva. Ma d'altronde che cosa vi volete aspettare? Che cosa vi volete attendere da gente che credeva durante la pandemia, mentre chiudevano le ditte, mentre fallivano le piccole e medie imprese, credevano che la soluzione fosse dare i bonus per il monopattino e comprare i banchi a rotelle? I banchi a rotelle, signore e signori, ma di che cosa stiamo parlando? E ancora io devo sentirmi fare la lezione su che cosa vuol dire governare, su che cosa vuol dire... Ma per favore. Allora, è inutile che ci prendiamo in giro. Non si governa con questi strumenti. Non si governa con questi sotterfugi, non si governa con queste furbate. Non si possono dare sussidi a tutti. Non si può introdurre la cultura del sussidio perché tanto alla fine del mese qualcosa arriva. Non è così che funziona. Mi dispiace, io la penso esattamente come la Thatcher. Chi è più bravo è giusto che abbia di più, perché ha dato di più. Lo Stato non deve fare... Lo Stato deve mettere tutti in condizioni di partire dallo stesso punto di partenza. Ma poi è normale che ognuno, secondo le sue capacità e i suoi talenti, si esprime in un certo modo. Vedete, fanno tutti questi discorsi, no, la scuola senza voti perché i voti portano il trauma, perché qua, perché là. Ma la verità è che il problema dei voti, della selezione, della capacità, sapete quando è che si vive? Quando uno è steso sul tavolo operatorio. Allora lì sì che uno vuole che il medico sia bravo, che il medico abbia studiato, che il medico sia capace e così via. Fino ad allora invece facciamo i 68 e diciamo che no, per carità, perché se no gli viene il trauma se gli danno 4. Se ti danno 4, torni a casa, ti becchi la tua cazziata come è giusto che te la meriti, dopodiché pianti il culo sulla sedia, ti metti a studiare, la prossima volta mi porterai almeno 6, se non 8. Questo è il fatto. Qui bisogna premiare chi si impegna, non dire, vabbè, tanto un poco a tutti, qualcosa a tutti, e alla fine va bene così, perché questa è mediocrazia. C'è il potere della mediocrità e non è questo che migliora il paese, non è questo che aiuterà il paese ad andare avanti. Mi spiace dirlo, ma è così. È arrivata un'altra zappa, eccoci qua, bla bla bla, bla bla bla. Mi sono stancato di parlare delle solite cose come parlavamo delle donne nelle riviste già nelle occupazioni del 68. Parliamo delle situazioni, ma tanto si ascoltano i soliti e i ruffiani politici del capo. Gli altri non hanno spazio costeggiato. Saluti Maurizio. Maurizio, quando vuoi puoi chiamare, io sono qua. Il telefono è aperto a tutti. Chi vuole telefona e parla, quindi non vedo dove sia il problema.
non vedo proprio dove sia il problema. Andiamo avanti. Ultime notizie. Andiamo a dare un'occhiatina alla guerra che è in corso in quel di Israele. Nel frattempo si sono fatte le 19:23. Che cosa accade? Un breve aggiornamento. Il segretario alla difesa Lloyd Austin, segretario alla difesa americano, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno parlato con Israele chiedendo di rendere la guerra a Gaza più chirurgica negli assalti. Parlando a Tel Aviv, Austin ha sottolineato l'appoggio americano per Israele, ma ha anche discusso le modalità di riduzione dei danni perpetrati ai civili e soprattutto ha chiesto di passare a operazioni di minore intensità. Austin stava parlando dopo che i medici in quel di Gaza hanno dichiarato che gli attacchi aerei israeliani, i medici palestinesi hanno dichiarato che gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso 110 persone a Jabalia nella notte di domenica, tra domenica e lunedì. Non ci sono commenti specifici da parte di Israele, che invece insiste sottolineando che colpisce delle infrastrutture terroristiche. Per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti d'America stanno cercando di limare le parole di una nuova bozza di risoluzione che chiede una cessazione delle ostilità. E quindi vediamo che cosa succede. Nel frattempo il Ministero della Salute a Gaza, che vi ricordo essere guidato da Hamas, quindi anche questi sono dati in ogni caso da prendere con adeguate pinze, dichiara che oltre 19.400 persone sono state uccise e 52.000 ferite in questa enclave sin dall'inizio della guerra di Gaza. Maurizio, solo chi non conosce la melma che c'è a Gaza, io ci sono stato, sotto il controllo di Hamas, la popolazione abituata a non fare nulla ma a vivere da parassita, con contributi internazionali e unico lavoro stare a fare il terrorista con Hamas. Quando chiusi i fondi per pagare i loro soldati, allora si sono resi disponibili al finto dialogo. Ora Israele deve andare fino in fondo, ma tutta la popolazione è terrorista. Guardate i video di come sono sempre in strada senza far nulla. Gaza è un tumore da estirpare. Purtroppo si chiameranno civili i soliti terroristi che prima insegnano ai bambini a mitragliare gli israeliani. Altro che pace, occorre colpirli in tutto il mondo senza pietà. Forza alla vittoria, non facile. Permettimi di non essere d'accordo. Hamas non è la Palestina, perché allora dovremmo dire che durante la guerra siamo stati tutti fascisti, tutti. E tutti collusi con quel porco di Berlino che si chiamava Adolf Hitler. E non è così. L'ammiraglio Cunningham, che comandava la Mediterranean Fleet, la marina militare britannica, nelle sue memorie scrive: stiamo combattendo contro gli italiani, non contro i fascisti. Perché gli italiani non erano tutti fascisti. Allo stesso modo i palestinesi non sono tutti di Hamas e non sono tutti terroristi e non sono tutti gente che va a stuprare e ad ammazzare degli innocenti. Tutto qua. Parlo di Gaza, non della Palestina. Ma quelli che abitano a Gaza come li vuoi chiamare? Non li vogliamo chiamare palestinesi? Chiamiamoli gazzesi, gaziani, però non sono comunque Hamas. Cioè, dire che sono tutti quanti una manica di terroristi, perdonami, mi sembra generalizzare e mi sembra scorretto. Perché allora, torno a ripetere, è come dire che tutti i calabresi siamo dell''ndrangheta. Ma io non ho mai ammazzato nessuno, non appartengo all''ndrangheta. L''ndrangheta non è la Calabria, e qua è la stessa medesima cosa. La mafia non è la Sicilia, la camorra non è la Campania. E se no qua generalizziamo e vabbè. E non esistono più le mezze stagioni. La verità però, e questo va detto, è che questo movimento ha illuso la sua gente prendendo il potere. E il problema è che questa gente, questi presunti governanti, anziché appunto usare i tanti fondi che l'Occidente ha dato loro, Europa inclusa,
Non li hanno utilizzati per costruire nuovi ospedali, per costruire nuove centrali elettriche, i dissalatori, per dare benessere e business a quella popolazione, perché Gaza poteva diventare la Rimini del Mediterraneo orientale, tranquillamente, altro che Sharm el Sheikh. Gaza avrebbe potuto davvero diventare un posto dove fare business, soldi, turismo e benessere per tutti. Invece quei signori hanno ben pensato di spendere quei soldi per scavare i tunnel di varie dimensioni e proporzioni, per costruire armi, per andare ad ammazzare degli innocenti. E ora però, stranamente, ecco che mentre c'è la reazione e naturalmente l'obiettivo a questo punto è di distruggere Hamas, perché non puoi negoziare con uno che come ragione d'esistere c'ha la tua distruzione. Se il mio vicino di casa decide che mi deve eliminare a prescindere, perdonate, o io ammazzo lui o lui ammazza me. Questa cosa, Gaza, o meglio, Hamas, non Gaza, Hamas, perché ricordo, Hamas non è Gaza. Hamas è ISIS, che è un'altra cosa. È come l'ISIS. Se uno ha un cancro, non ci va a parlamentare col cancro, lo estirpa. Io il cancro l'ho avuto, non ci sono andato a parlamentare. Ed è la stessa medesima cosa, perché quelli lì, se non vengono rasi al suolo, quei signori di Hamas, sto dicendo, quei signori di Hamas, se non vengono eliminati, potete stare tranquilli che non avranno mai pace in quel di Gaza, mai. E continueranno a crescere figli insegnandogli che hai 5 ebrei, ne ammazzi 2, quanti te ne restano. Questo è il punto. Questo è il punto. Eppure in questo paese c'è tanta gente che dice Israele genocida. Ma scusate, il 7 di ottobre dove eravate? Quello che hanno fatto quei signori, come lo vogliamo qualificare? Non è un genocidio, certo, ma è una strage. Ma è una strage genocida perché nello statuto di questi signori c'è l'eliminazione del popolo ebraico e quello è un genocidio. Israele non vuole eliminare il popolo di Gaza. Questo è molto chiaro, credo sia molto chiaro. Tutto qui, questa è la differenza tra le due cose. Con chi volete stare? Volete stare con chi vuole libertà e diritti o preferite stare con questi galantuomini che affamano la loro gente, fanno i tunnel e poi si servono tra l'altro degli innocenti come scudi umani? Le armi dentro gli incubatrici, i tunnel sotto gli ospedali. Cioè cose che io trovo veramente abominevoli, veramente abominevoli. E pensate, se il 7 di ottobre questi signori non avessero ammazzato 1200 innocenti, Israele non avrebbe fatto tutto questo. Cioè non è che Netanyahu si è alzato una mattina e ha detto presto dobbiamo portare i carri armati a Gaza, li dobbiamo... No, non è successo niente di tutto questo. Allora? E manco si può dire, però la proporzionalità dell'offesa alla difesa. Ma quale proporzionalità puoi avere quando tra l'altro rapiscono 200 cittadini innocenti? Che proporzionalità puoi avere nel momento in cui gente così infrange qualunque regola del diritto internazionale? Qualunque. 4.000 razzi solo nel primo giorno, caro Giulio Cesare. Quindi andiamo in pausa e poi torniamo, anzi ci salutiamo perché dopo la pausa ci sarà qui Parlamento. Chi abbiamo stasera? Andrea Barabotti discute della legge annuale per mercato e concorrenza. Benissimo, poi ci si saluta con una bella canzone d'amore di Antonello Venditti, Ricordati di me, 1988. Ci si ritrova, scusate, domani sera alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time